Facce eloquenti, quelle dei tifosi padovani davanti alla televisione, nella tana dell'Associazione dei Club Biancoscudati al Bocciodromo di via Vermigli. Il cronometro di Alessandria Padova va avanti, ma gli 11 di Mandorlini non la buttano dentro nemmeno dopo i supplementari. Si va ai rigori e basta un errore padovano dai 9 metri per mandare in Serie B i piemontesi. Addio a un'annata strana dominata per quasi tutto il calendario fino al vantaggio di 6 punti, recuperato poi dagli avversari e alla lotteria dei rigori. Nella tana biancoscudata c'è incredulità, anche se da tempo, dicono, ci si è abituati a soffrire. Siamo stati in testa fino a 5 giornate dalla fine e poi da quella mano de Dios, de no altri, di Gomez sappiamo com'è andata a finire. Ma vabbè, faremo un altro campionato, ci riprenderemo, spero presto. Dura da mandare giù. Abbastanza, Perché? È stata un'annata strana del Padova però. perché si è mangiato la Serie B un paio di volte, quando era in vantaggio di 6 punti, che un po' alla volta 1 o 2 se li è mangiati tutti, e anche questa partita qua non si può sprecare un'occasione davanti al portiere e sbagliare il gol. Il tifoso biancoscudato prova a consolarsi con un piatto padovano d'eccellenza, risi e bisi, per togliere l'amaro dalla bocca. E dovevamo vincere la metà campionato ormai e dopo abbiamo perso, cosa vuoi dire? Avevamo le occasioni giuste per metterla dentro, matematico che dopo la perdi. Nel È Padova, proprio una lotteria, non è che sia... nel Padova di quest'anno cos'è mancato secondo lei? Ma non è mancato, abbiamo giocato ai livelli delle altre squadre. Il problema è che se le siamo mangiati noi con i 7 punti che avevamo di vantaggio. E quelli là dovevamo gestirli diversamente, molto diversamente.